Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale con le velocità di Avica Ciak SM che prova a sfilare su bellamente. Numero 8 in Apocalipse poche battute. R Avica Ciak dunque squalificato. leader, la squalifica per Apocalipse R, mentre all'esterno è rimasto Bacio di Dama Font. L'errore di Bellamente dopo 150 metri Numero 2 Bellamente permette a Bacio di Dama squalificato. Font di sistemarsi in seconda posizione, mentre Avica Ciak SM va via Numero sul 11 ritmo Zagor MTT squalificato. e completa i primi 400 metri di gara in 29,2 all'esterno. Prova Numero a proporsi 13 Zeno del Aramis Ronco K, squalificato. che sopravanza Cobalto di No. Intanto in seconda posizione si mantiene Bacio di Dama Font, che segue però una ventina di metri dal leader Avica Ciak SM. Più indietro c'è Cimbro Gas, mentre scoperta all'esterno c'è Aramis e K. Se ne vanno i primi 800 metri di gara completati dalla testa in 59,2, natura molto sostenuta, quindi quella imposta dalla leader, con Aramis e K costretto a percorso durissimo scoperto all'esterno. Ha in schiena Cobalto di No e quindi Uragano Nero. Intanto il chilometro in 1,14,7 da parte di Avica Ciak SM. In seconda posizione si mantiene Bacio di Dama, Aramis K e Cobalto di No. Seguono all'esterno con alla corda Cimbro Gas e quindi Astecca Dimar. Penultima curva, Avica Ciak sempre in vantaggio nei confronti di Bacio di Dama Font. Aramis K per corsie esterne. Lo segue Cobalto di No, lungo la corda c'è Cimbro Gas, siamo a 500 dalla conclusione con Aramis K che sferra un attacco durissimo da Avica Ciak SM, che ha dato tutto e cala, quindi passa in vantaggio Aramis K, deve vedersela con Numero Cobalto di No. 7 Uragano Cobalto Nero di No che squalificato. avanza deciso Numero all'esterno 4 e si Avica lancia in Ciak caccia di SM Aramis squalificato. K. Cavalli a 250 dalla conclusione con Aramis K in vantaggio su Cobalto di No. Aramis K e Cobalto di No a disputarsi la vittoria in questa seconda tris. Aramis K che nel finale controlla e fin sul palo tiene a bada Cobalto di No, che è secondo. Al terzo è Cimbro Gas che precede Astecca Dimar e Amore Stecca. 1,15,6 naturalmente da tarare per Aramis K, che ritorna alla vittoria, prestazione superba per l'allievo di Alessandro Gocciadoro, che ha chiuso favorito, giocato un po' a tutte le quote, ha chiuso alla pari praticamente. Aramis K però con un percorso assai convincente, scoperto fin dalle prime battute, viene a vincere su un validissimo Cobalto di No, numero 14, che precede Cimbro Gas, numero 1. La vittoria dunque per Aramis K e Alessandro Gocciadoro, training dello stesso Alessandro Gocciadoro per conto del signor Fabio Bruno. L'arrivo probabile dunque 12-14-1 della settima corsa Arcoveggio. È tutto per questo pomeriggio di corse, l'appuntamento è per sabato prossimo 13 maggio.